Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di News Sicilia. In apertura le strade siciliane si macchiano ancora di sangue. La scorsa notte si è verificato un incidente mortale lungo la strada provinciale 92, arteria che collega il rifugio Sapienza a Nicolosi. Una Ford Fiesta con a bordo 4 ragazzi si è schiantata contro un muretto laterale. Fatale l'impatto per il conducente ventenne originario di Belpasso. Altri 3 sono rimasti feriti gravemente. Blitz antidroga della polizia a Caltanissetta, scattano 10 arresti, è stata smantellata un'associazione a delinquere dedita al traffico di cocaina, le cui cessioni dello stupefacente avvenivano anche a domicilio, estorsioni e violenti pestaggi decisi dai vertici invece a chi non onorava i debiti. Un 37enne è stato picchiato a sangue a Palermo dagli uomini del clan perché aveva osato maltrattare la compagna incinta al punto che la donna stava rischiando di perdere il bambino. Così è scattata la giustizia alternativa e 3 mafiosi hanno organizzato una vera e propria spedizione punitiva per castigare l'uomo. L'obiettivo era quello di dimostrare che oltre a controllare la gestione degli affari illeciti del quartiere, la mafia interveniva anche nelle questioni personali con la propria giustizia, alternativa a quella dei tribunali. Scene da guerriglia urbana ieri sera allo stadio durante la finale di andata di Coppa Italia di Serie C Padova-Catania. Un gruppo di ultra siciliani durante l'intervallo ha fatto irruzione nella tribuna degli avversari, sfondando il cancello, lanciando fumogeni e strappando gli striscioni, mentre altri sono scesi in campo gettando petardi. 3 tifosi catanesi sono stati portati in questura e 5 agenti sono rimasti feriti. Il club etneo in una nota stigmatizza il comportamento dei facinorosi protagonisti degli scontri ed esprime piena solidarietà alle forze di polizia. In chiusura sequestrato depuratore comunale mai entrato in funzione a Petralia Soprana nel Palermitano. Al vaglio degli inquirenti le possibili ripercussioni che i reflui urbani non depurati scaricati direttamente sul suolo e sottosuolo potrebbero avere apportato all'assetto idrogeologico dell'area circostante l'impianto, tra l'altro sottoposta al vincolo paesaggistico. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata.